Sono Marzia Serafini, referente della qualità all'interno dell'unità operativa semplice, qualità e percorsi di accreditamento diretta dalla dottoressa Carmelina Saraceno, e oggi ho l'obiettivo di illustrarvi quelli che sono i principi di un sistema gestione qualità aziendale in tutte le sue espressioni all'interno della nostra azienda. Di che cosa parleremo oggi? Qui avete diversi punti di presentazione, vi presenteremo la nostra struttura, il sistema di gestione aziendale, il sistema di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, le norme ISO, come avviene la gestione documentale all'interno del nostro sistema aziendale, la intranet e il progetto di miglioramento, la rete dei referenti aziendali e gli sviluppi futuri. Iniziamo un po' a presentarci. Chi siamo? Prima di tutto a noi piace definirci una squadra. Siamo nati da poco tempo, il 29 ottobre del 2021, e il nostro team, il nostro staff è composto da 5 persone. Abbiamo come responsabile, come vi ho citato prima, la dottoressa Carmelina Saraceno, segreteria Raffaella Bortolami, funzione organizzativa qualità, vedete il mio nome, funzione della legge 22 Andrea Lazzarini, gestione area, che è un applicativo che si utilizza per la gestione del sistema di autorizzazione e accreditamento, Emanuela Gasparini. Dove potete trovarci? In via dei Colli 4. Vedete che vi ho specificato anche il nostro indirizzo mail se avete dubbi o necessità di chiarimenti dopo aver ascoltato questa introduzione. Cosa facciamo? Adesso vi lascio le slide in modo tale con calma vi leggete i vari punti. Innanzitutto i contenuti sono tratti dall'ultima revisione dell'atto aziendale approvato con delibera del direttore generale numero 985 del 31/12/2021. Vi ricordo che siamo una struttura nuova, quindi la nostra sfida è quella di implementare un sistema qualità aziendale in tutte le sue sfumature che sia prima di tutto condiviso e costruito con voi. Quindi coordiniamo e supportiamo le diverse strutture aziendali per tutti gli adempimenti in tema di autorizzazione e accreditamento istituzionale. Cerchiamo di trasferire la metodologia per la gestione delle azioni di miglioramento, collaboriamo in tema di autorizzazione e accreditamento anche con le strutture sociosanitarie, in collaborazione con la formazione sviluppiamo e portiamo avanti, valutiamo dei progetti formativi specifici per diffondere la cultura della qualità. Realizziamo e monitoriamo un sistema gestione documentale. La novità è che abbiamo istituito anche un'istruzione operativa per la gestione dei percorsi e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, i famosi PDTA. Cerchiamo di lavorare sulla metodologia in modo tale da coinvolgere i diversi professionisti coinvolti nel percorso, promuovendo un'appropriatezza decisionale. Andiamo avanti, effettuiamo verifiche per vedere se effettivamente ciò che progettiamo si realizza all'interno delle unità operative. Collaboriamo al monitoraggio degli obiettivi di performance e progettiamo, pianifichiamo e supportiamo le eventuali certificazioni ISO, che poi andremo a vedere cosa sono, all'interno delle unità operative aziendali. Quindi partiamo. Che cos'è la qualità? Termine che si sente citare ormai da parecchi anni, risale addirittura al decreto 502-229
e ha nel tempo assunto diverse definizioni. Vedete che sono partita dal generale, quindi la qualità e l'insieme delle caratteristiche, delle proprietà di un prodotto, di un processo, di un servizio, che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze implicite o espresse del cliente. Ma dove nasce la qualità? La qualità nasce prima di tutto in ambito industriale. A me piace definire il mondo dei servizi come una palestra, come un ambiente sperimentale. Noi, a differenza del mondo delle industrie, non abbiamo a che fare con un prodotto. Noi abbiamo a che fare con la salute delle persone, dove la conditio sine qua non è quella di personalizzare l'assistenza. Ma andiamo ancora più nello specifico. Qualità significa anche capacità di raggiungere gli obiettivi, utilizzando al meglio le risorse che abbiamo a disposizione. La qualità in sanità è rappresentata dalla capacità dell'assistenza sanitaria di migliorare le condizioni di salute della popolazione tramite l'erogazione di terapie, servizi diagnostici e assistenziali. Quindi, la qualità è solo assistenza sanitaria? Assolutamente no. La qualità si esprime in tutti i contesti, in tutte le aree. Vi ricordo che un'azienda sanitaria non è costituita solo da aree assistenziali, ma abbiamo le aree tecniche, le aree amministrative, le aree organizzative e arriviamo addirittura a parlare di qualità professionale attraverso la certificazione di competenza. Quali sono però gli elementi che caratterizzano un sistema qualità? Innanzitutto il contesto, dove operiamo. Su questo mi raccomando di prendere sempre visione dell'atto aziendale e del piano delle performance, che viene rivisto periodicamente a seconda degli input aziendali o regionali. La gestione della leadership, abbiamo dei ruoli, abbiamo delle responsabilità. Cosa facciamo poi tutti i giorni? Pianifichiamo le attività, poi abbiamo a che fare con risorse umane, risorse strumentali, con documenti, facciamo formazione per poter capire come utilizzarli, come poter essere sempre aggiornati, le evidenze scientifiche, le linee guida, sono tutti aspetti importantissimi nel nostro lavoro. Poi cosa abbiamo a che fare? Con le attività operative, che sono specifiche di ogni settore, di ogni contesto, sia esso sanitario, sia esso tecnico-amministrativo. E dopodiché, l'ultimo, ma non meno importante, la valutazione di ciò che facciamo e il processo di miglioramento che inneschiamo. Dobbiamo sempre misurare, sempre confrontarci per evitare l'autoreferenzialità e per portare avanti il miglioramento continuo. La qualità è un sistema obbligatorio nelle aziende sanitarie. Attraverso quale metodologia? Quale sistema? Quello dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale. Ex legge 22, attuale DGRV 2266 del 30/12/2016. Ma la qualità è anche un sistema volontario, facoltativo, attraverso i diversi punti e le diverse norme che vengono sviluppate attraverso sistemi di certificazione. Voi vi chiederete dove sta la differenza? Diciamo che il sistema ISO è antecedente rispetto alla legge 22, ma a tutti gli effetti, applicati insieme nel mondo dei servizi, ci danno quella garanzia di qualità che è la parte fondamentale della nostra azienda. Entrambe comunque puntano a migliorare e quindi
migliorare costantemente i processi operativi dalla pianificazione fino al miglioramento. Ecco qui, andiamo un po' più sul pratico. Queste sono le 4 paroline magiche, a me piace definirle così, che caratterizzano tutti i sistemi di gestione qualità. Quindi iniziamo dalla prima. Scrivi ciò che fai. Regolamento, procedure trasversali, istruzioni. Perché? Perché è importante descrivere le nostre attività, perché danno garanzia di continuità del tempo e hanno anche un aspetto di tutela legale. Fai ciò che hai scritto. Queste sono le modalità operative. Noi dobbiamo garantire un'uniformità di gestione se vogliamo effettivamente raggiungere la garanzia della qualità. Registra ciò che hai fatto. Prendiamo in esempio un contratto, un consenso informato, la cartella clinica, il diario infermieristico. Quante volte ci siamo trovati in una situazione di dover registrare? È un elemento importantissimo perché garantisce la tracciabilità di una prestazione o di un atto. Conserva ciò che hai registrato. Su questo la normativa ci viene incontro in modo molto puntuale, perché comunque dà indicazioni del tempo di conservazione dei diversi documenti. A livello aziendale, attraverso l'unità operativa che si occupa in modo specifico della parte di archiviazione dei documenti, ha redatto il massimario di scarto aziendale, dove al suo interno sono presenti tutte le regole di gestione di ogni tipologia di documento. Vi consiglio, oltre all'atto aziendale, al piano delle performance, di prenderne visione. Ed ecco qui la nostra rappresentazione, la famosa ruota di Deming, che ormai ha qualche anno. Chi è Deming? Diciamo che è stato uno dei primi attori della qualità. Su che cosa basava la sua teoria, che poi è diventata pratica ed è ancora attuale? Plan, pianifica, do, fai, check, valuta, act, rimetti in campo le azioni che hai modificato e continua con la spirale. Questa è una rappresentazione rapida di quelli che sono i punti della norma ISO, che è un'espressione del sistema qualità, e queste sono le 8 aree su cui si basa il sistema di autorizzazione e accreditamento. Vi ricordo che sono i 2 sistemi principali che troverete in azienda. Perché ho inserito nell'orologio le 9:20? Se voi vedete ci sono 2 frecce. Perché attraverso la revisione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento si è data una notevole spinta da un punto di vista di miglioramento, di richiesta di evidenze, di attenzione alle attività che ricordatevi che si chiamano processi, nel miglioramento innovazione area 7 e nell'area 4 competenze del personale. Vedete come sono strettamente collegati l'uno agli altri? Non possiamo pensare di raggiungere la qualità se non investiamo nel personale. Parliamo un po' del sistema di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento. Il famoso sistema delle 4A. Abbiamo l'autorizzazione alla realizzazione, a tutti gli effetti è una parte strutturale, viene garantita dal comune e dalla regione a seconda della tipologia di servizio che viene implementato. Qual è l'obiettivo? Dare risposta ai bisogni della collettività. Passiamo poi all'autorizzazione all'esercizio, la quale contiene dei requisiti minimi di legalità e sicurezza.
In quali aree si sviluppa il sistema delle 4A? In area sanitaria, in area sociosanitaria e in area sociale. Passiamo poi all'accreditamento istituzionale, dove abbiamo principalmente requisiti di buona organizzazione e di qualità delle prestazioni. Finiamo poi con gli accordi contrattuali, dove garantiamo alla collettività che facciamo un buon uso delle risorse e monitoriamo continuamente i nostri servizi. Vi ricordo che i privati, per poter erogare prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, devono essere accreditati. Ma come funziona l'autorizzazione e l'accreditamento? Grazie alla DGRV 2266 che vi citavo prima, del 30/12/2016, il sistema ha fatto un balzo in avanti, non è più gestito su base regionale, ma è gestito su base nazionale. Cosa significa? Che se io accedo ai servizi sanitari in Veneto o se accedo ai servizi sanitari in Sicilia, la garanzia di qualità del servizio deve essere la stessa. Vi ho inserito anche a livello così di normativa alcune indicazioni. Per essere più esplicativa, la DGR 2266 è composta da 4 allegati a seconda della tipologia: ospedale, ambulatorio e così via. A noi riguarda in modo particolare l'allegato A. Vi ho citato delle DGR, ma la cosa importante è che la linea guida applicativa della 2266, che è stata rivista da poco e contestualizzata maggiormente nella Regione Veneto, è la 1732. Andiamo avanti. Quindi il nostro sistema di accreditamento, come abbiamo visto prima, è composto da 8 aree. Quanti requisiti abbiamo? 129. Parliamo di requisiti generali, perché poi ogni unità operativa, che viene definita unità d'offerta in acronimo UDO, possiede anche dei requisiti specifici. Quali sono i punti su cui si sviluppa il percorso? Miglioramento continuo della qualità, centralità del paziente, sicurezza, evidenza scientifica. All'interno dei nuovi requisiti abbiamo 3 criteri che si occupano in modo particolare di rischio clinico e 8 che si occupano in modo particolare di percorsi diagnostico-terapeutici. Quindi cosa significa accreditamento? Dare credito, dare garanzia di avere delle strutture sanitarie che funzionano e che riescono a dare risposta ai bisogni dei cittadini in termini di efficacia e di efficienza e di buona qualità delle prestazioni. Vi presento velocemente anche le norme ISO. Come vi ho detto, le norme ISO nascono dapprima nel mondo industriale. Un esempio caratteristico è il mondo della Toyota. Le norme ISO vengono periodicamente riviste. Attualmente abbiamo la versione del 2015, il prossimo anno probabilmente entrerà in vigore la nuova revisione, e i principi della qualità su cui si sviluppano sono focalizzazione al cliente, leadership, partecipazione attiva delle risorse, approccio per processi, miglioramento, processo decisionale basato sulle evidenze e gestione delle relazioni. Quest'ultimo è un punto molto importante. Se non abbiamo un gruppo di lavoro
che collabora, che forma squadra e che comunica, difficilmente riusciamo a mettere in atto prestazioni di qualità. Quindi mi raccomando con voi, il clima di lavoro. Qual è la modifica importante avvenuta con la revisione del 2015 delle norme ISO? Tutte le norme, perché ce ne sono tantissime, vi assicuro, abbiamo norme per la gestione del protezione del dato personale, abbiamo norme per la gestione dei sistemi informativi, abbiamo norme per la gestione organizzativa. Diciamo che la slide che avete visionato prima, la 9001 del 2015, è la norma trasversale a tutte le organizzazioni. Dopo, a seconda delle specificità, abbiamo norme e standard specifici di riferimento. Quindi cosa garantisce questa nuova impostazione del 2015? Che tutte le norme sono scritte tutte nello stesso modo, quindi hanno una struttura elevata di riferimento che contiene sempre i 10 punti che avete visto prima e adesso rivedremo insieme. Qual è l'altra novità? Tutte sono basate su un approccio di gestione del rischio, quindi identifichiamo le attività che, come vi ho citato prima, si chiamano processi, e identifichiamo anche i livelli di rischio, allo scopo di poterli gestire e tenere sotto controllo, in modo tale che evitino di danneggiare le nostre attività operative. Eccoli qua i 10 punti. Scopo, riferimenti, termini. I primi 3 diciamo che sono descrittivi. Dal 4 al 10 sono legati alle attività operative. Ma come avviene la gestione della documentazione in azienda? In questa slide è rappresentata la piramide documentale. Perché? Perché ogni azienda può decidere di dare priorità a un documento piuttosto che ad un altro. Nella nostra azienda il regolamento sta all'apice della piramide. È descritto in articoli, viene sempre deliberato e contiene delle indicazioni che vanno rispettate in modo obbligatorio. Poi sotto ci stanno le linee guida. Perché abbiamo deciso di inserirle? A garanzia delle evidenze scientifiche a livello di produzione documentale. La nostra procedura contiene dei format di stesura per tutte le tipologie di documenti che vedete citati. All'interno c'è un paragrafo specifico che viene denominato riferimenti bibliografici. Nessun documento può esserne privo, altrimenti è come inventare l'acqua calda. Sotto abbiamo procedure trasversali operative. Per trasversali sono quei documenti validi in tutto il territorio aziendale, mentre operativa può essere specifica di un'unità complessa, unità semplice dipartimentale, unità semplice servizio. Abbiamo poi l'istruzione operativa, che è un livello ancora più dettagliato della procedura. Vedete che a lato vi ho scritto chi fa che cosa, come si fa e cosa è stato fatto. Sono le 3 azioni importanti delle nostre modalità operative. Contenuti multimediali sono stati molto utili in epoca Covid. Ricordiamo tutti i video prodotti anche da Azienda Zero sulla vestizione e svestizione dei DPI. Abbiamo un ulteriore documento che si chiama protocollo, che è stato creato per alcune unità operative. Abbiamo poi il progetto di miglioramento, che non è da confondere con i progetti finanziati che vengono seguiti dalla US Innovazione e Sviluppo attraverso la delibera 893. Abbiamo poi il modulo di registrazione che ci dà garanzia che le nostre modalità operative vengono registrate.
Andiamo avanti, ma dove potete trovare i documenti a gestione aziendale? Qui vi ho riportato una schermata dell'intranet. Vedete che troverete una sezione documenti dove sono inseriti, e la ricerca avviene con parole chiave, tutta la documentazione utile a dare garanzia di continuità di attività e di evidenza di prestazione delle nostre modalità operative. È organizzata con diversi pulsanti, con diversi ambiti, ma ci sarà qualcun altro che provvederà a spiegarvene l'utilizzo. Che cosa per me è importante trasmettervi? Che anche per l'intranet aziendale è in atto un processo di miglioramento, non tanto sotto il punto di vista dell'accessibilità, ma della fruibilità, ed è l'ultima parolina magica che caratterizzerà anche le nostre attività. Non è quanto una persona riesce ad accedere a un servizio, ma quanto riesce ad usufruirne. Troverete una nuova impostazione, perché è fondamentale che tutto il personale aziendale conosca l'atto attraverso un link specifico, dove nell'atto abbiamo la vision, la mission, l'assetto organizzativo e l'organigramma di tutta l'azienda. Abbiamo il piano delle performance che contiene gli obiettivi, verso quale direzione sta andando la nostra azienda, quali sono gli elementi che la caratterizzano. Le procedure trasversali a firma della direzione strategica. Quando leggerete il documento procedura, elaborazione e gestione documenti aziendali, vedrete che c'è anche un flusso documentale che in qualche modo va conosciuto e va rispettato. Poi il PDT e il PDTA e standard di prodotto. Ogni struttura si presenterà all'azienda e renderà pubblico ciò che riterrà importante, mentre aspetti di gestione organizzativa specifica avrà un proprio settore dove contenere documentazione di riferimento. Ultimo aspetto, ma come riusciamo a portare avanti la qualità e riuscire a trasferirla anche a livello capillare all'interno dell'azienda? Abbiamo la rete dei referenti aziendali. Chi sono i referenti? Sono, operatori che vengono individuati dal direttore, hanno caratteristiche di particolare sensibilità ai temi aziendali, qualità, rischio clinico, legge 22, e stiamo pensando anche ad altri ambiti, quali la protezione del dato personale, che sta mano a mano che passano i giorni rivestendo un tema a carattere sempre più strategico. Abbiamo la delibera 907. I primi referenti di area sanitaria sono stati individuati, ne abbiamo circa un 250 e hanno in qualche modo percorso un primo cammino di formazione. Nel 2021 la rete si è estesa anche all'area tecnica e amministrativa. È importantissimo coinvolgere tutti i contesti aziendali. Ma quali sono le competenze che chiediamo ai nostri referenti aziendali? Conoscere la normativa di riferimento, riuscire a ricavare quelle che sono le indicazioni maggiori che impattano a livello aziendale, conoscere il sistema aziendale, essere orientati al lavoro di gruppo, avere una visione d'insieme, essere orientati al risultato e avere delle capacità di problem solving. Aspetto non ultimo importante, capacità relazionali. Cosa vi chiediamo? Quasi di essere dei supereroi,
perché abbiamo bisogno, insieme a voi e con voi, di smuovere il cambiamento. Quali sono gli sviluppi futuri di questa attività? Noi. Siamo sempre noi gli sviluppi futuri. Insieme, a me piace sempre questa parola, possiamo fare la differenza. Possiamo dare una garanzia di qualità al 100%, perché noi siamo importanti e siamo degli operatori sanitari formati con gli obiettivi di migliorare la qualità della nostra